Immagini che suggestionano, tutto in un lungo scatto. È uno scatto lunghissimo quello che ci offre la Sardegna, perché la Sardegna è ricca di bellezze archeologiche e noi riportiamo qui a Firenze, come ogni anno, anche quest'anno, tutte quelle che sono le bellezze che la nostra terra può offrire. È una scelta non solo fotografica, c'è molto sentimento e molta natura all'interno di questi gioielli dispersi nelle campagne per lo più. La fotografia è tecnica, ma senza sentimento non si può fotografare, o meglio non si può raccontare la bellezza senza il sentimento. Immagini parlanti. Quello è... Le immagini parlanti sono quando chi guarda quelle immagini sente qualcosa e questo mi fa molto piacere anche perché il mio mestiere è quello di raccontare la mia isola cercando di appassionare le persone per fare in modo che l'isola venga conosciuta e ovviamente vissuta, quindi un richiamo anche turistico oltre che di conoscenza del patrimonio archeologico. È una sfida, turismo culturale e una cultura che fa economia territoriale. La Sardegna era troppo conosciuta per il mare, le bellezze delle nostre coste sono oramai il manifesto più bello che noi abbiamo nel mondo. Però bisogna anche fare in modo che tutto quello che è all'interno dell'isola venga frequentato e vissuto, venga conosciuto dai turisti. Ecco perché c'è un nuovo messaggio che si sta portando avanti ed è il messaggio che la Sardegna non è solo mare, ma è soprattutto bellezze culturali. Ma con le bellezze culturali abbiamo l'enogastronomia, abbiamo l'artigianato, abbiamo la natura anche delle zone interne. Quindi chi viene in Sardegna, chi verrà in Sardegna per le coste deve sapere che oltre le coste c'è anche qualcos'altro di molto bello. Speriamo in una giornata di maestrale. Le giornate di maestrale in Sardegna sono la fortuna delle zone interne perché quando c'è tanto maestrale le persone non vanno in spiaggia e frequentano i siti archeologici, i parchi, quindi qualche volta è meglio che ci sia maestrale anche forte.